Ossi, Tissi, Usini e altri centri del Logudoro ebbero un ruolo importante nella lotta antifeudale, che li vide opposti all'allora feudatario Don Antonio Manca, duca dell'Asinara. Già nel febbraio del 1783, a rappresentare la comunità di Ossi contro le esose richieste del duca, si recarono dal governatore di Sassari i più influenti proprietari terrieri di Ossi. La decisione non disarmò il duca, il quale nel 1793 pretese nuovamente l'aumento dei tributi feudali. A tal punto la comunità di Ossi rifiutò di pagare qualsiasi diritto baronale, motivandone le ragioni al viceré di Sardegna per il tramite della reale governazione di Sassari. Sull'esempio di Ossi si ribellarono Usini, Tissi, Sorso e Sennori, coinvolgendo anche altre ville del Logudoro e dell'Anglona. Fu questa una delle scintille che fece scoppiare i moti antifeudali nell'isola. Le redini della rivolta furono prese dall'avvocato Gioacchino Mundula e dal notaio Francesco Cilocco, i quali, nei giorni di Natale del 1795, dopo aver fatto confluire tutti i rivoluzionari nei pressi di Florinas, armati di tutto punto, diressero l'assalto a Sassari. Dopo alcune scaramucce, il capoluogo turritano fu preso dai rivoluzionari e il governatore, insieme all'arcivescovo, arrestati. Gli avvenimenti destarono a Cagliari un misto di ammirazione e paura. Molti componenti degli stamenti, Parlamento sardo, ebbero il timore che la situazione potesse sfuggire di mano e che loro stessi potessero fare la fine dei feudatari. Pertanto, in una riunione urgente con il viceré, decisero di inviare un uomo a Sassari che riuscisse ad imporre l'autorità costituita. Per questo delicato compito fu scelto il giudice della Reale Udienza, nonché membro della giunta stamentaria, Gio Mariangioi. Perché avesse il prestigio che la situazione richiedeva, fu nominato dal viceré e dagli stamenti alternos del capo di Logudoro, ovvero sia incaricato di esercitare gli stessi poteri che il viceré aveva in Sardegna. Nato a Bono nel 1751, Gio Mariangioi divenne dottore in legge a 20 anni, quindi insegnò diritto civile all'Università di Cagliari e infine ricoprì l'ufficio di giudice della Reale Udienza in Cagliari, prima di diventare membro della giunta stamentaria. Il 13 febbraio 1796, accompagnato da un manipolo di seguaci, mosse da Cagliari alla volta di Sassari. Al passaggio fu accolto dalle popolazioni dei villaggi con manifestazioni di gioia popolare. Quando giunse a Sassari, il suo seguito era imponente. Ristabilito l'ordine, Angioi si convinse che per mantenere la pace occorreva intervenire nei rapporti tra vassalli e feudatari, riducendo il potere di quest'ultimi. Decise allora di rientrare a Cagliari portando con sé un largo seguito di sostenitori per impressionare gli stamenti e il viceré. La marcia iniziò il 2 giugno a Tissi, villaggio dove affluirono anche i sostenitori dei paesi vicini. Il giorno precedente Angioi aveva già inviato un'ordinanza al sindaco e all'ufficiale di giustizia del villaggio di Usini, intimando loro di raggiungerlo a Tissi nel dopopranzo del 2 giugno, insieme agli uomini in armi del villaggio. A dimostrazione di quegli avvenimenti, il gonfalone del comune di Usini reca oggi nel proprio stemma araldico il braccio sinistro armato di spada, simbolo della casata di Manca. Ora, la mattina del 2 giugno 1796, i vassalli di Usini, dimenticando la pur gloriosa ascesa della famiglia Manca agli alti ranghi del Regno di Sardegna, si apprestavano a seguire Gio Mariangioi nella sua marcia antifeudale verso Cagliari. Non ci fu però unanime consenso da parte dei contadini e dei pastori ad attendere l'arrivo di Angioi a Tissi in quel giorno. Molti erano riluttanti, altri contrari ad un'ordinanza troppo generica che li poteva tenere lontani dalle campagne, quanto bastava per compromettere il raccolto del grano e lasciare il bestiame incustodito. Si giunse infine ad un compromesso: dovevano confluire a Tissi tutti quegli uomini che non erano strettamente necessari alla tenuta del bestiame e al lavoro nei campi. Ma ecco come si svolsero i fatti a Usini e alla vigilia della partenza. Accudite! Oe! Due de lampada, adesso 1796, i custode con un banno importante, inviata su sindaco e a ufficiale della giustizia da Gio Mariangioi, alternos del suo capo e tattari e giudice della Reale Udienza, tanto che di critto, dopo che riceveranno la presente e faranno intendere a questa comunità che unita e radunata si debba trasferire nella villa di Tissi questo dopo pranzo per essere ivi sentita dal signor Alternos, senza che per testo alcuno faccia il contro.
Dio vi guardi per molti anni, Sassari, 2 giugno 1796, firmato Angioi. Prima sei anche il sindaco che vuole piano mettere il Prima so! a ridire! Il calendario sindaco di Uttaigna! Voi soldi dove vai e come te posso andare io Maria Angioli? Comprendo che noi devi utilizzare la campagna su Bettiamine! Ma non posso dimenticare, sa! Chi si come di fare liberamente! Non la viene proprio a Is! E Gian Maria Angioli! Chi lo sanno come non ha liberato da sui piemontesi! E un carro non ha liberato in basso sul feudatario! Ma lei tocca la vita! Lui che io che gli tocca la Maria Angioli, è un'idea nobile! Che ha la sapere seguire! Io che la già per la cassetta contro una trumata vezzente! È una trumata manna se è possibile! Ma non la voglio finire la facetta con tutto feudalesimo! Mica metto due e solitario che mando che mi dà in sentina, sa! Ah, mi venivano a lavorare 8 anni, ma un coccale feudatario, so! Posso bene bisognato, non tutto che altra Non mi moffo! Non mi moffo! Mi sta pagando qualcuno! Non mi assicura che mi mantiene su Bettiamine! Tanto sono di palco pure andare regionale! Che non mi moffo, dai! Aspetta da gente! E chi abbatti, no? Che non mi mantiene su Bettiamine! Aspetta in ora! Pagando se un rachido si campagna, se una sena zambe le suore! E guardate nostro si chiamano giù e tutto cane, si fruttadores! O carro su Torrosa Piglia! Carico te mannuia si deonato! A bailare canto bene, Il virtù del signore questa comunità di mandato, ordino, che è il ripassamento per uno. In ogni famiglia un uomo ne dà conto di questa roba, un altro va sulla ore, e tutto ciò che mi resta la pensione altissima. Hai mato so, un giovanile, oggi che da Gian Maria Angioli, finta da si ferma! Gli usinesi convogliarono quindi a Tissi insieme a Ossesi, Uresi e vassalli di altri villaggi limitrofi e attesero l'arrivo di Gio Maria Angioi da Sassari. Tissi faceva parte insieme a Usini della contea di San Giorgio, governata dai Manca, i quali discendevano da quell'aristocrazia mercantile che nel XV secolo, in cambio di servigi ai sovrani aragonesi, aveva ottenuto il ricco feudo di Montemaggiore, Tiesi, Cheremule e Bessude. Giacomo sposò una Virde ed ebbe la baronia di Mores, mentre suo figlio Francesco trasformò la baronia di Tissi e Usini in contea. Angioi giunse a Tissi nel dopopranzo del 2 giugno 1796 e qui tenne il suo primo discorso, coadiuvato nell'intervento dal rettore Muroni e segretario civile della Reale Governazione Stanislao De Logu, tissese di nascita. Ecco cosa accadde a Tissi. Lo fanno Maria Angioli! Accudite che Benzenda può liberare! Accudite che Benzenda su paesano nostro! Stanislao De Logu, della Reale Civile Governazione! E Benzende, con Gian Maria Logu e sul lettore Muroni! Opposizione questa catena su pala a tutta la civile governazione! O fine questa piazza nostro! 2 giugno 1796, qui inizia il nostro viaggio, il percorso che Giovanni Maria Angioi ha fatto tra Tissi e Ossi per mandare via i nobili da questi paesi. Intanto ben trovato l'organizzatore Bartolomeo Perchedu, buonasera. Quest'oggi intanto so che a differenza dello scorso anno ci saranno anche gli abitanti di Usini. Certamente, perché anche loro in quel lontano 1796 contribuirono alla rivoluzione angioiana. Arrivarono a Tissi per accogliere Gio Maria Angioi proprio in questa giornata e noi ora li stiamo aspettando e non appena arriveranno li accoglieremo come sono stati accolti in quel tempo. Mi perdoni Bartolomeo, ma come nasce l'idea di ripercorrere quel lontano 2 giugno? Perché ripercorrerlo in maniera così storica? Per ricordare alla gente che comunque quella data ha cambiato in qualche modo le sorti della Sardegna?
Certamente, è stata una data importantissima, ma anche un periodo importantissimo, denominato periodo rivoluzionario, e questo periodo è citato nei libri di storia cosiddetti della Sardegna, ma nei libri nazionali questa pagina di storia così importante non solo per l'isola ma anche per la storia nazionale non è citata. Basti pensare che il nome di Gio Maria Angioy nella grande biblioteca UTET non è citato, quindi noi abbiamo voluto organizzare questa festa e vogliamo ripercorrere quella giornata perché il nome di Gio Maria Angioy e quella pagina di storia siano restituite ai sardi e siano riattaccate a quel libro di storia nazionale. Lo scorso anno un grande successo, lo ricordiamo, noi siamo stati lo studio di produzione che ha seguito tutta la manifestazione, lo siamo anche quest'anno, ma già da quest'anno vediamo che c'è molta più voglia da parte degli ossesi, dei tissesi e degli usinesi per l'appunto di ritrovarsi in piazza e ripercorrere quel 2 giugno, quel lontano 2 giugno del 1796. Qui parte il nostro percorso, siamo a Tissi, fra un po' ci sarà proprio Giovanni Maria Angioy che presenzierà nella chiesa di Santa Vittoria e poi la partenza per Ossi. Certamente, prima di tutto accoglieremo gli usinesi, poi tutti insieme andremo verso la chiesa di Santa Vittoria. Dopo il discorso degli Angioy ci saranno i canti da parte dei gruppi Bogues Noas di Ossi e il coro di Usini e poi i balli sardi da parte dei gruppi folk di Tissi e di Usini. E poi subito dopo ci trasferiamo a Ossi. Dopo tutti alla chiesa di Santa Vittoria di Ussi. E poi ancora? E poi ancora dalla chiesa di Santa Vittoria la parte finale nella chiesa di Santa Croce a Ossi, dove Angioy farà il suo discorso, più o meno simile a quello di Tissi, ma dove ci sarà la parte importante, la parte finale, in cui il paese di Ossi, occupato dalle truppe regge, perché in quel periodo il paese e la popolazione si ribellò, viene liberato dagli ossesi aiutati dagli usinesi e dai tissesi. Per cui a quel punto lì tutti i nobili verranno scacciati, mandati via dal territorio e vinceranno in questo caso i sardi, i popolani. Ma c'è da dire questo, che l'esercito piemontese era un esercito d'élite paragonabile ai Marines americani di oggi. Ecco, i popolani di Ossi, di Tissi e di Usini riuscirono a cacciare via, anche se per un solo giorno, un esercito così potente. Sente, come picchiamo tutto a sta piatta di Santa Vittoria e i due Stanislao De Logu con Giovanni Maria Angioy possono andare ritte di fare faghere. Don Stanislao De Logu con Giovanni Maria Angioy. Hai ascoltato solo attentamente che poteva venire cosa? Eccolo su. Oh, due della
lampada adesso 1796 e vennilo a tissi come si sono savune dai sobussos donnu io Mariangioi lui che le sa reale udienza e alterno de su capo e tattari ascoltate un umano silenzio ascoltate oh è arrivato su paesano nostro Stanislao De Logu un pare a Gian Mariangioi e a Don Muroni e tutta canta la popolazione tattari a Saira Oe, due de lampada adesso 1796 e benni tu intissi a posi soffere s'affune dai sobuzzoso cultomine Don Gian Mariangioi Zuighe dessa reale udenzia e alternos de su capo e tattari come posso andare disso come te fagare pro liberare sa Sardegna da soppressione del suo feudatario patriota de dissi le usini come su momento uno può intulare Deus è con noi e come pure la governazione con noi a Saira la comunidad de su capo e tattari sono unidas e resolutas a nettare in terra con il potere tiranno. Feudo, lezza nemica del suo popolo saggio, lezza chi manco surere sessi da incatenare. Assaira! Intendite intendute pennare e tostroni. Ascoltate a mie! Inteso l'altro se un po' sannato io a Maria! E ora deve giocare sa catena del sottuio! Poi te questo feudatario non sono opprimiti e cattigados! Però noi dobbiamo difendere isso! Come questo difendere a noi! Posa vita e questo esame! Comodo Taossi! Poi a Fiolinas! A Macumere, a Oriciano, finzano all'ompera a Catteddu. Da Tissi l'Alternos marciò verso Ossi, dove ad attenderlo trovò l'intera popolazione. Qui soggiornò in casa del reverendo Ambrogio Piras, capostipite della famiglia Piras di Ossi, fu Antonio, che ottenne il cavalierato il 31 agosto 1749 e lo trasmise al figlio Michele, il quale ne fece ostentazione murando lo scudo araldico nella facciata della casa baronale. Con la morte senza prole dell'ultimo discendente diretto degli amati Hugo, Don Ignazio, il Regio Fisco incamerò il feudo e lo diede in concessione a Don Michele Piras, ma nel 1762, con una transazione tra Don Antonio Manca, sposato con Donna Giovanna Amat, che vantava parentela con l'ultimo barone e il Regio Fisco, la baronia passò al figlio di Don Antonio Manca, Giovanni. A Ossi, il 3 giugno 1796, a coadiuvarlo nell'intervento rivolto alla popolazione, furono il reverendo Ambrogio Piras e il cavalier Francesco Virdis. Ecco cosa accadde. Dio Mariangio. Grazie. Ciao io Mariangio. Saluto. Somine non è mai solo. Somine non è mai solo senza sa volontà del suo popolo. E come sono di antare una furemanne libertate, che in questa terra non che dai libertate, finza che anche uno che ne esse feudatario a dettare legge. A Saira! L'ana soffrire fino a vostro dai governanti, si non ponite in mente.
E ora i seminari su primo succo dei cura libertà che ha sempre disizzato e non ha mai conosciuto. E ora in dello bettare, a terra so tiranno so. E tu la via che fosse da passare a Sizzoria, che è con noi su nomine, Gian Maria Gioia. E inizio noi dobbiamo credere, che tre sanno come, che da fuori sono francese so, e da voi sono piemontese so. Ecco come dobbiamo credere su Rai Uttomine. E come è deciso a non liberare dai tirannia e dai surè. A salire, Giovanni! È proprio dai noghe, dai ossi, che amo salleare con figlio finza s'all'ompera a Castello. E mano a mano che amo andare dainanti, a non toppare in cammino mizzas e mizzas de patriotas. Amo a mostrare a Surè e a sosistamento de Castello che è la volontà de Sossaldos. Viva Salternos! Viva sa Sardegna libera! A fuori non piemontese! Il 3 giugno 1796 Angioy scrisse da Ossi un dispaccio al sindaco di Ploaghe con cui gli ordinava di radunare gli uomini del villaggio nei pressi di Florinas nel dopopranzo dello stesso giorno e, partito alla testa di un esercito di volontari, puntò verso Cagliari. Il 4 giugno fu a Tiesi, il 5 a Cheremule e il 6 a Macomer. Per tutto il tragitto gli accompagnò il canto Procurade moderare barones tirannia, l'inno su Patriotto sardo a sos feudatarios, scritto da Francesco Ignazio Mannu. Ma a Macomer la musica cambiò tono, poiché il contingente si scontrò con la popolazione che temeva il saccheggio, e man mano che Angioy si allontanava da Logudoro, il suo seguito si diradava, tant'è che l'8 giunse a Oristano, dopo aver soggiornato il 7 a Santo Lussurgiu, con soli 622 uomini a seguito. Temendo la sua figura, il viceré gli revocò l'incarico di Alternos, bandendolo dal regno. La circolare fu inviata a tutti i ministri di giustizia dei villaggi della Sardegna. A Ossi, il 9 giugno 1796, incaricato di pubblicare il pregone, vicereggio, fu Niccolò Pinna. Angioy rimase ad Oristano sino al giorno 11 giugno, indeciso sul da farsi, in mezzo ai campi dorati delle messi mature. Lo raccontano le cronache del tempo. Il fallimento della spedizione dipese probabilmente anche da questo fattore, ovverosia dall'aver scelto il periodo in cui i contadini dovevano mietere il grano per garantirsi il necessario approvvigionamento alimentare annuo. Nel frattempo un forte contingente di soldati e miliziani era partito da Cagliari per fermare l'avanzata di Angioy, il quale, vista la disparità di forze in campo, tra una battaglia rimediabilmente compromessa e la fuga, scelse quest'ultima, riparando in Corsica a bordo di una nave. Raggiunto il continente, l'Alternos vagò in varie parti della penisola, fino a sistemarsi definitivamente a Parigi, dove morì il 22 marzo 1808. L'esercito vicereggio marciò quindi verso Sassari, chiedendo alle singole comunità il giuramento di fedeltà. Alcuni consigli comunicativi rifiutarono di firmare. Pertanto, nella notte tra il 19 e il 20 luglio 1796 fu saccheggiato e occupato il villaggio di Bono. Piegata la resistenza dei bonesi, il 31 luglio 1796, i delegati del viceré, don Ignazio Musso e don Niccolò Guiso, scrissero a Cagliari chiedendo l'autorizzazione a compiere altre spedizioni nei villaggi ribelli. Diffusasi la notizia di una probabile missione armata contro Ossi, i fratelli Maurizio e Giuseppe Serra di Ittiri, con alcuni esponenti dei villaggi limitrofi, tentarono di riorganizzare un'alleanza antifeudale, ma non ebbero il tempo, poiché l'attacco era già stato programmato. La spedizione organizzata per il giorno 11 agosto 1796 fu condotta da 161 armati, inquadrati tra regolari e miliziani campidanesi. Dopo la mezzanotte, l'esercito guidato dai delegati Musso e Guiso entrò a Ossi. A farne per primo le spese fu il cavalier Francesco Virdis, considerato il responsabile dell'insurrezione, che venne arrestato. Alcuni soldati si diedero al saccheggio, provocando la rivolta della popolazione, che con fare minaccioso obbligò i comandanti militari alla pubblica fustigazione dei soldati responsabili.
Oggi, 11 agosto 1796, per ordine di Sua Eccellenza Illustrissima, il viceré di Sardegna, noi, delegati del Re, Musso e Guiso, dichiariamo in arresto il cavalier Francesco Virdis e tutti coloro che hanno appoggiato il fuggiasco E pertanto condannato a morte! Attenzionate come che bestie! Su chi è mandato dai suo re! Poi se può fiso vostro so. Si sono fiso Don Maria Angioi è stato bandito dai Sasatigna. A molte e da io Cuscio Capettattari ad essere comandato del suo delegato, del suo re, Musso e Guiso. Nel frattempo, qualcuno, accortosi della gravità dei fatti, andò a chiedere aiuto. In breve giunsero a Ossi a dar manforte uomini da Tissi e da Usini, mentre gli ossesi si erano già sistemati sul campanile della chiesa e sul tetto della casa baronale. Echeggiò uno sparo, poi una furibonda battaglia. L'esercito, bersagliato dai colpi d'archibugio, fu costretto a ripiegare rifugiandosi su un poggiolo, poco distante da Ossi, da cui inviò un corriere a Sassari per chiedere rinforzi. La sera stessa giunsero altri 186 uomini, guidati dal comandante Serra, che si unirono al resto degli occupanti. Vista la disparità di forze in campo, gli ossesi, insieme a tissesi e usinesi, si dispersero nelle campagne. Il paese fu piantonato per diversi giorni e costretto per punizione a pagare all'erario una quota supplementare di grano. La campagna contro gli angioiani fu affidata al giudice Valentino, dalla cui spietata repressione pochi riuscirono a sottrarsi, ma nonostante il clima di terrore, la lotta degli abusi feudali condotta dagli abitanti di Ossi proseguì, sebbene stavolta in forma legale. Il 4 ottobre 1800, quando l'agonia del giudice Valentino era ancora una seria minaccia, una delegazione di ossesi si recò dal governatore di Sassari per chiedere la revoca dei diritti feudali, nel frattempo riacquisiti dal duca dell'Asinara. Il magistrato ordinò la revoca di qualsiasi diritto da far pagare ai poveri e nullatenenti e l'immediata sospensione dei diritti acquisiti dal duca dell'Asinara impropriamente. Il sacrificio di Angioi e di altri rivoluzionari non fu vano. Infatti, da lì a qualche decennio, il sistema feudale cessò definitivamente di esistere. Sino